Dedico questo breve intervento a Lionello Puppi. Un aspetto poco trattato tra i tanti che definiscono l'universo della villa è quello che riguarda la sua materiale costruzione. Chi la seguiva? Com'era organizzato il cantiere? Quali problemi comportava? Va detto che non possediamo al riguardo molta documentazione e quella che abbiamo non è estendibile a tutti i casi, essendo molte le varianti, dal grado di controllo del committente alla presenza o meno di un architetto, alla localizzazione e così via. Quello che si può tranquillamente affermare è che se in campagna la progettazione è più libera, non soggetta a vincoli confinari o normativi imposti alle case di città, i problemi logistici sono al contrario molto più accentuati, man mano che dalla città o dai centri abitati ci si allontana. Ce ne può dare un'idea un caso molto ben documentato, anche se purtroppo non più esistente. Si tratta della villa di una famiglia veneziana, i Longo, scoperta e studiata da Lucia Collavo. La villa è costruita nella seconda metà degli anni 60 del Cinquecento su progetto del bassanese Francesco Zamberlan, che era un collaboratore di Palladio, ma con consigli e interventi vari anche di Jacopo Sansovino. Si trovava a Fiessetto, in territorio di Stra, quindi in una posizione non certo scomoda e isolata, vicino a Venezia e servita dal Brenta, su cui si affacciava. Eppure la ricca documentazione, che è costituita da meticolosi contratti, elenco di spese e soprattutto dalla corrispondenza tra Francesco Longo, che a Fiessetto seguiva la costruzione, e il padre Antonio a Venezia, fa emergere un vivace resoconto dei problemi via via incontrati. È un caso questo in cui il committente segue personalmente l'andamento dei lavori e l'architetto è anche l'appaltatore della costruzione, ma né l'uno né l'altro possono essere sempre sul posto. Pertanto, o mancano i materiali o quelli disponibili sono troppo costosi, sono necessari attrezzi da far venire da Venezia, per sistemare il padre Sansovino bisogna chiedere ospitalità ai vicini, le maestranze, senza un controllo assiduo, hanno fatto male i lavori, commesso errori, rovinato materiali. Da questa esperienza, si sfoga Longo, cavo queste regole. È errore a lasciare operare altri nelle cose proprie, senza la propria presenza. Tra i primi problemi da affrontare è quello della scelta delle maestranze. Al contrario che in città, dove le molte e continue commissioni pubbliche e private, nonché le regole imposte dalle associazioni corporative, favoriscono il formarsi di botteghe e maestranze qualificate, nei piccoli paesi questo non accade e quindi dove cercare la manodopera, con quali criteri? Va detto che la gran parte delle ville venete 4-500esche è piuttosto semplice e non presenta difficoltà costruttive molto diverse da una normale abitazione. La loro nobilitazione è ottenuta piuttosto attraverso i particolari decorativi, mostri di porte e finestre, basi, capitelli di colonne e pilastri, camini, elementi che potevano essere fatti lavorare a scalpellini in città o nelle zone ricche di cave. Ci tornerò tra breve. Oppure attraverso la simulazione di apparati architettonici dipinti sulle facciate. Anche molte ville palladiane o di altri architetti hanno un aspetto assai semplice, apparentemente, e vi si usano spesso materiali poveri, escludendo elementi in pietra, il che abbatte sicuramente i costi, o imitandoli con mattoni e stucco. Tuttavia, anche in un edificio come questo, che possiamo definire semplice, ma progettato secondo determinati criteri di proporzione e di corrispondenze, un edificio come questo, dicevo, presuppone maestranze esperte, che sappiano seguire le indicazioni del progettista, che è presente, se lo è, nelle fasi più importanti, ma non può rimanere sempre sul posto, o che ne sappiano leggere i disegni e le sagome.
Solo per fare un esempio, l'inserimento di un elemento che qualifica l'edificio modernamente all'antica, quale è il frontone, comporta una difficoltà non indifferente nell'orditura delle travi del tetto. Per non parlare della costruzione di volte in muratura o nel caso di planimetrie più complesse. Secondo il biografo Paolo Gualdo, Palladio era, cito, nella conversazione piacevolissimo e facetissimo, anche con gli operari dei quali si serviva, e aveva gran gusto di insegnare a quelli tutti i buoni termini dell'arte, di maniera che non vi era muratore, scalpellino o lignaiuolo che non sapesse tutte le misure, i membri e i veri termini dell'architettura. Ma che margine d'autonomia aveva Palladio e come lui altri architetti di ricorrere a maestranze di fiducia, già provate ed educate, e di muoverle ad allestire i propri cantieri? Dipendeva, è ovvio, dal committente e dalla disponibilità di capomastri operai di spostarsi per periodi abbastanza lunghi. Ma in alcuni casi per Palladio questo è documentato, anche se un vero e proprio censimento e incrocio di dati disponibili non è ancora stato fatto, anche per la difficoltà a identificare le persone che spesso sono indicate solo con il nome di battesimo. Questo è accaduto per esempio proprio per la villa dove ci troviamo, per Villa Contarini. Parlo ovviamente del primo nucleo palladiano in costruzione dal 1546, poi ingrandito e trasformato. Ecco, perlomeno nella seconda metà degli anni 50, il cantiere si protrasse abbastanza a lungo, capomastro era il lapicida Girolamo di Antonio Rubini, originario bergamasco, abitante a Padova fino all'inizio degli anni 50 e poi a Vicenza. Ebbene, lo stesso Girolamo nel 1553 lavora anche nella villa di Francesco Pisani a Montagnana, per cui doveva godere della fiducia di Palladio ed essere stato da lui proposto in uno o in entrambi i cantieri. Naturale anche che ci si rivolgesse a maestranze collaudate in cantieri vicini. Troviamo per esempio lo stesso scalpellino e muratore Matteo, originario del Cadore, lavorare prima dai Soranzo a Treville, in un cantiere probabilmente di San Micheli, e alcuni anni dopo a Villa Cornaro a Piombino d'Ese. Da uno spoglio da me effettuato anni fa, di materiali notarili dei distretti di Castelfranco Veneto e di Asolo, così come da un singolare censimento dei muratori e degli scalpellini presenti nel territorio vicentino, che viene ordinato dal capitano di Vicenza nel 1571, emerge un quadro di notevole mobilità delle maestranze, molte delle quali erano itineranti. Trovo scritto, ad esempio, murano ora qua, ora là, in altri lochi sul Vicentino e sul Veronese, ma sono forestieri del distretto di Brescia e non hanno abitazione qua. La gran parte dei muratori risulta infatti proveniente, come da tradizione, dai territori lombardi, soprattutto dalla regione dei Laghi e dalla Val Camonica. Hanno magari preso residenza nelle città e nei paesi più grandi, ma i documenti li sorprendono mentre temporaneamente si trovano a lavorare in altre località del territorio o, in alcuni casi ancora più in modo esplicito, in un complesso di villa. Un Giuseppe da Caravaggio lavora per esempio dai Mocenigo a Castello di Godego, due Andrea da Como e un Pietro da Lugano in Villa Barbaro a Maser, assieme a un altro proveniente dal Bellunese, un Piero dalla Valtellina alla Soranza. Ancora nel Vicentino, nel 1571, Pietro da Nanto, che collaborava con Palladio in più di un'occasione, risulta essersi trasferito al momento con un garzone da Vicenza a Bagnolo di Lonigo, probabilmente per le barchesse di Villa Pisani. A Longa di Schiavon, dove avevano grandi proprietà e una villa i Chiericati, lavora una folta squadra di muratori dalla Val Camonica alle dipendenze di un Francesco milanese e così via. Gli esempi sono molti. Questi spostamenti di maestranze, abili e consapevoli nel territorio, erano tra l'altro importanti proprio per formare a loro volta artigiani locali e per diffondere le novità.
Se per esempio negli anni 60 troviamo in un villino poco fuori Vicenza le tezze, ossia le barchesse definite alla Palladia, qualche decennio più tardi è documentata nel Trevigiano la diffusione di tezze che vengono chiamate alla Vicentina. Va detto anche che se muratori operai non abitano molto lontano e lavorano a giornata, come a volte può accadere, il proprietario, per assicurarsi la loro presenza, è disposto a pagargli anche le spese di viaggio, come si lamenta il già rammentato Francesco Longo, che deve pagare giornalmente la barca da Venezia a Fiessetto e ritorno. Altro problema da affrontare è quello dell'acquisto dei materiali edili. Fornaci di mattoni e tegole erano abbastanza diffuse sul territorio, e dato che se ne trovano anche di proprietà di famiglie nobili, è lecito pensare che queste siano state allestite proprio in occasione di loro imprese edilizie. Per il legname, e ancor più per le pietre, se previste, gran parte dei costi dipendeva dal trasporto e quindi dalla lontananza dai luoghi di partenza e dalla disponibilità di strade comode o ancor meglio di vie d'acqua. Per i legni in città ci si rivolgeva a mercanti di legname e andrebbe verificato se così avveniva anche per le ville in campagna o se l'approvvigionamento era più diretto. Anche per le pietre si poteva ricorrere o a una bottega di scalpellini che poteva offrire sia i blocchi grezzi che pezzi finiti, oppure direttamente alla cava. Per la scomparsa villa di Leonardo Mocenigo sulla Brenta, che si trovava tra Dolo e Paluello, in costruzione nel 1560, il proprietario si procura la pietra da un Antonio Tagliapria che ha bottega a San Vio, a Venezia, a cui fa fare anche i capitelli, probabilmente ionici, quindi più complessi, secondo la sagoma data da Missier Andrea Palladio. Mentre per gli elementi più semplici, modiglioni, porte, basi, da farsi sempre secondo le sagome di Palladio, la stessa bottega fornisce i blocchi di pietra grezzi che sono lavorati poi sul posto da un altro scalpellino. La pietra acquistata a Venezia doveva essere pietra d'Istria, da Rovigno, lo stesso tipo che viene acquistato dai Longo per le parti lapidee, sempre porte, finestre, colonne, balaustri e scale esterne, della villa di Fiessetto. I dubbi che a questo proposito arrovellano i Longo sono tanti e in particolare sono illuminanti le riflessioni su come fare arrivare le pietre al cantiere, perché, ragionano, se i blocchi grezzi si fanno portare nella bottega di Zamberlan a Venezia per farli scolpire lì e poi da Venezia a Fiessetto, c'è il rischio sia di truffe, ossia che vengano impiegati di nascosto per altri lavori, sia che gli elementi finiti arrivino difettosi o rotti a causa delle operazioni di carico e scarico, come è già avvenuto per i primi ordini. Se invece si fanno portare i pezzi grezzi direttamente alla villa per farli lavorare sul posto, si è più sicuri del risultato, anche se essendo di volume e peso maggiori, il loro trasporto costa di più. E bisogna pagare la fattura di quei che venissero a lavorare, cioè degli scalpellini che si devono spostare. Tuttavia, concludono, non si averia spesa di condurre le pietre a bottega, cargare e discargare e poi ancora cargare la seconda volta, ma una sola volta si pagaria il cargar in queste barche per condurle qui. Per le scale interne viene scelta invece la più tenera e meno costosa pietra di Nanto dei Colli Iberici, fatta arrivare probabilmente attraverso il canale Bisatto e poi il Brenta. Anche Villa Contarini, dove ci troviamo, è ben servita dal Brenta, ma si trova a Monte di Padova e quindi più lontana da Venezia. E per porte e finestre la pietra viene acquistata, la pietra di Vicenza, direttamente dalle cave della fascia collinare di Montecchio Maggiore. Il ritardo nella consegna degli 8 carri di pietre ordinati, che nel 1556 sta bloccando la costruzione, porta a un'intimazione giudiziaria ai 2 tagliapietre che si erano assunti l'impegno della fornitura.
che consente di sapere che gli 8 carri dovevano essere portati dalla cava al porto fluviale di Vicenza. Qui le pietre dovevano essere momentaneamente scaricate nel cortile della casa di Antenore Pagello, un personaggio che fu tra i primi sostenitori di Palladio, in attesa di essere caricate su un'imbarcazione che per il Bacchiglione e poi per il Cranale della Brentella le avrebbe portate a Piazzola. Va aggiunto in tema di trasporti via terra, e qui concludo, che non sempre era possibile usare carri normali, ma che per i pezzi più pesanti bisognava ricorrere a carri più robusti, detti carri bastardi, che potevano essere presi a prestito da cantieri più impegnativi, anche pubblici, come quello delle logge della Basilica di Vicenza, che a volte prestava i propri carri ai privati, come ai Porto, per il trasporto della pesantissima Vera da Pozzo nella villa di Tiene, a Bernardo Schio, che ne aveva bisogno per la villa di Montecchio Precalcino, non più esistente, a Paolo Almerico per la Rotonda, tutte opere, forse non a caso, palladiane. Sono solo alcuni esempi, che però fanno capire il tipo di problemi che si doveva fronteggiare per la costruzione di una villa. Altri aspetti sarebbero da indagare, come le tipologie di contratti, le macchine impiegate per la costruzione, le differenze di costi da una località all'altra, eccetera. Ma come ho già detto, per fare questo è necessario un meticoloso lavoro preliminare di raccolta e incrocio dei dati finora disponibili che non è ancora stato fatto. Grazie.